Sabato mattina alle ore 10 in piazza Eremitani tutti a manifestare. Tutti dobbiamo essere lì, veramente tutti. Ma perché manifestare? Ci vuole tanto a capirlo? Le libertà personali sancite dalla Costituzione sono state calpestate da questa classe politica completamente. In Parlamento asseriscono che sono il governo in quanto così ha sancito la democrazia. Infatti in democrazia vince la maggioranza e questo è fuori di ogni dubbio. Ma avete per caso mai votato voi per avere un Parlamento composto da 5 Stelle e PD? No, è sbagliato anche il sistema elettorale in Italia, perché qui la vera democrazia, quella del popolo, non viene mai ascoltata, fanno solo giochi di potere. Questa classe politica ha torto su tutti i fronti. Questa classe politica non ha mantenuto nessuna delle innumerevoli promesse fatte, non ha creato nessun presupposto affinché le famiglie e l'economia potessero sopravvivere a questo lockdown. Questa classe politica non è intervenuta tangibilmente nel taglio dell'imposizione fiscale, non è intervenuta tagliando le tasse ai servizi diretti, luce, acqua, gas, non ha tagliato le accise sui carburanti, non ha fatto niente di questo. In altri paesi, facciamo l'esempio della Germania, oltre a soldi a fondo perduto, per rilanciare l'economia hanno tagliato l'IVA dal 19 al 7%, ma ci rendiamo conto che qui ti dicono tieni la mascherina, vai e produci. Non stanno facendo niente e dobbiamo continuare ad aspettare che cosa? Godot che non arriverà mai? Dobbiamo alzarci e far alzare loro da quelle sedie, perché questa classe politica che ha promesso e dichiarato di mandare stanziamenti faraonici ovunque, in realtà ha solo fatto truffe comunicative. La cassa integrazione è ancora un miraggio per moltissime persone. I famosi 600 euro sono arrivati ad una quota parte di persone, poi hanno promesso 800, 1000 euro che nessuno ha ancora visto. Ma l'apoteosi delle truffe è arrivata anche ad esempio nel settore del turismo. Settore del turismo dove hanno detto che c'è un bonus da 500 euro che sarà e si dimostrerà un pacco clamoroso. Non parliamo poi di altri settori completamente dimenticati, tipo il mondo della notte, i parchi divertimenti, le guide turistiche, i bus e tantissime altre tipologie di attività commerciali. Questa classe politica, con la complicità del Covid-19, attraverso il lockdown, ha coperto il fallimento dello Stato e di fatto sta preparando gli italiani alla svendita di ciò che è rimasto ai poteri economici europei, sicuramente non nazionali. Probabilmente poi arriverà anche la bellissima patrimoniale. La cosa da sperare a questo punto è che sia sotto il 20%, ma ci rendiamo conto, dobbiamo accettare questa classe politica, fuori tutti dai maroni. Il disastro italiano è legato alla gestione della politica da parte dei partiti, nessuno escluso, non soltanto quelli che oggi sono al governo. Il popolo deve essere parte attiva del processo decisionale. Noi, il popolo, la P di popolo, chiediamo un radicale cambiamento della formula democratica a livello nazionale. Vogliamo la democrazia diretta, perché è l'unico sistema per dare un futuro a questo paese. La democrazia diretta e l'autogoverno dei territori. Il popolo quindi scenderà in piazza sabato mattina alle ore 10, ricordo che è il 30 maggio, in un'amministrazione regionale autorizzata, ricordo che è autorizzata, quindi non abbiate paura a venire in piazza. Dovremmo essere diligenti e democratici, perché comunque, anche se incazzati, noi dobbiamo mantenere la nostra capacità di discernere da ciò che è giusto a ciò che è sbagliato. Ciò che è sbagliato è quello che sta facendo il governo nei nostri confronti. Quelle che saranno le nostre proposte quindi saranno fondamentalmente tre. Primo, se questo governo immediatamente, il che vuol dire subito, non stanzierà immediatamente la possibilità economica di risollevarsi alle aziende io gli consiglio onestamente, ma non è neanche un consiglio, è una logica. Io mi domando, le partite IVA, se si troveranno di fronte alla scelta di dire do da mangiare alla mia famiglia, do lo stipendio ai miei dipendenti, pago i miei fornitori o pago le tasse, devono prendere le prime tre cose e lasciar perdere il discorso delle tasse, perché quello che arriverà sarà uno sciopero fiscale di sopravvivenza. Non è uno sciopero fiscale contro lo Stato, ma è uno sciopero fiscale di sopravvivenza. E ricordiamoci che quando i 5 milioni di partite IVA smetteranno di pagare le tasse, tutto il sistema crollerà. E chi dovrà pagare non sono i 5 milioni di partite IVA, ma sono quelli che sono seduti al governo, quelli che fanno una politica becera da tantissimi anni. Bisogna scegliere di vivere, ragazzi.
bisogna scegliere di mangiare, bisogna scegliere di andare avanti e di costruire il nostro futuro. Per farlo non si può stare seduti in divano e aspettare che gli altri facciano qualcosa. Venite anche voi in piazza, sabato mattina alle 10, in piazza Eremitani. Arriveranno da tutta la regione. Vi aspetto.